Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo e nella sua Castellammare la commemorazione di Piersanti Mattarella, il presidente della regione ucciso 45 anni fa dalla mafia che combatteva con coraggio. L'inchiesta sul delitto Mattarella, si cercano i nomi dei complici di Madonia e Lucchese sulla scena dell'omicidio. Come per Borsellino, possibili depistaggi. Schifani, vogliamo la verità. Catania, scassinato per l'ennesima volta l'Infopoint in Piazza Duomo. Esiguo il bottino, ma grave il danno d'immagine per la città, in un luogo sulla carta super sorvegliato. Sempre a Catania è inaugurata la nuova pista ciclabile in via Domenico Tempio. Oltre 200 ciclisti hanno provato il nuovo tracciato. In testa il vice sindaco La Greca. A Licata violenti scontri tra tifoserie fuori dallo stadio nel pre-partita con la San Cataldese, coinvolte le forze di polizia. 4 agenti e un carabiniere feriti. Arrivano di giorno a Catania le Befane. Le vecchiette con la scopa hanno attraversato via Etnea, cariche di dolci per i più piccoli, accompagnate da musica, acrobati, artisti di strada. Calcio, il Catania si fa rimontare e battere a Benevento dall'1-2 al 3-2 in 2 minuti. Decidono i cambi fruttuosi e le amnesie difensive. Trapani oggi a Picerno. Futsal, meta Catania dominante, i rossaazzurri vincono anche la Supercoppa, 8-2 in casa con Napoli, un trionfo che fa rima con programmazione. Bentrovati. A Palermo e a Castellammare il ricordo di Piersanti Mattarella, simbolo di legalità. 45 anni fa l'allora presidente della regione siciliana veniva ucciso dalla mafia mentre andava a messa. Marco Gullà. Sono trascorsi 45 anni da quella mattina dell'Epifania in via della Libertà a Palermo. Piersanti Mattarella, alla guida della propria Fiat 132, stava per recarsi a messa insieme alla moglie Irma Chiazzese al suo fianco, alla suocera Franca e alla figlia Maria sedute sul sedile posteriore. Un sicario si avvicinò all'automobile e uccise il presidente della regione siciliana con colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino, che venne frantumato. Oggi la commemorazione a Palermo, nel luogo dell'eccidio. La cerimonia in via Libertà è stata celebrata davanti alla lapide sul luogo del delitto. Presenti alla deposizione della corona d'alloro il figlio Bernardo e i nipoti dell'ex presidente della regione, oltre alle principali istituzioni. Grande lavoro che è stato fatto e continua a essere fatto dopo tanti anni dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. È un bellissimo segnale. Fare luce su questo gravissimo fatto di sangue, che è un fatto di sangue tanto più efferato e tanto più importante perché non ha segnato solamente tragicamente la storia della Sicilia, ma direi la storia del nostro paese, in anni peraltro particolarmente bui. Per l'omicidio sono stati condannati definitivamente i mandanti, i boss della cupola di Cosa Nostra, mentre erano stati prosciolti i terroristi neri Valerio, Giusva, Fioravanti e Gilberto Cavallini, indicati inizialmente come esecutori. Un plauso a chi sta continuando le indagini, a chi continua a cercare la verità giudiziaria oltre che quella storica, perché rimane un punto nero della nostra democrazia, del nostro sistema istituzionale, il fatto che dopo 45 anni non si sia fino in fondo accertata tutta la verità giudiziaria e storica. Adesso vogliamo la verità. La regione siciliana rinnova il proprio commosso omaggio a una figura straordinaria che ha rappresentato un faro di integrità e coraggio nella lotta contro ogni forma di illegalità, ha invece detto il presidente della regione Renato Schifani. Giornata di commemorazione anche a Castellammare del Golfo, dove Mattarella è nato ed è sepolto. Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. La procura di Palermo li indica come i componenti del comando mafioso che 45 anni fa ha ucciso il presidente della regione Mattarella. Ma le indagini non sembrano ancora concluse, si cercano complici e autori di possibili depistaggi. Orazio Longo.
Ci sono due nomi, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. Loro, secondo la procura di Palermo, avrebbero composto il commando che il 6 gennaio di 45 anni fa ha ucciso l'ex presidente della regione Piersanti Mattarella. Madonia avrebbe sparato, Lucchese avrebbe guidato l'auto. Entrambi sono all'ergastolo. Fine della storia? Forse no, perché i magistrati con gli investigatori della DIA stanno continuando ad indagare per cercare di ricucire i pezzi mancanti e capire se del gruppo di fuoco facessero parte anche altri cosiddetti cristiani riservati, persone insomma di poche parole ma feroci, al soldo dell'ex capo di Cosa Nostra, Totò Riina, già condannato come mandante del delitto. Ma non solo Cosa Nostra potrebbe esserci di mezzo. Se nulla si sa di quel guanto trovato nella Fiat 127 usata per l'agguato e poi scomparso magicamente dagli atti dell'inchiesta originaria, suggestioni provengono invece dalla proiezione di ombre nere legate a depistaggi e forze occulte. Ad esempio, qualcuno riferì di avere notato nei pressi dell'attentato una Land Rover che sarebbe stata uguale a quella dell'ex poliziotto conosciuto come Faccia da Mostro, che fu per anni sospettato di essere legato ai servizi segreti deviati. Poi ci fu l'indagine che vide Giusva Fioravanti e Inar nell'occhio del ciclone. La colpa di Fioravanti, completamente e definitivamente assolto, sarebbe stata quella di assomigliare in gioventù ad Antonino Madonia. Ma il filo del terrorismo legato alla mafia non è scomparso del tutto dalle ipotesi investigative. Lo stesso Pino Arlacchi, già vicepresidente della commissione antimafia, ad Avvenire a Repubblica racconta come lo stesso Falcone fosse convinto di essere a un passo dalla verità sull'omicidio Mattarella e mette a confronto l'assassinio del presidente della regione con la strage di Bologna avvenuta 8 mesi dopo, insieme ad alcuni delitti che sarebbero stati anomali per la sola mafia, delitti che Arlacchi definisce di sistema, legati alla politica e a quelle forze occulte di cui parlò il cardinale Pappalardo. Insomma, ci sono due nomi, ma forse dopo 45 anni la storia non è ancora finita. Ci trasferiamo a Catania, scassinato per l'ennesima volta l'Infopoint in Piazza Duomo. Esiguo il bottino, ma grave il danno di immagine per la città in un luogo sulla carta super presidiato. Tonino De Manna. Questa volta hanno colpito al cuore di Catania e lo hanno fatto per pochi euro. Ignoti hanno scassinato l'Infopoint turistico di Piazza Duomo sotto il muro perimetrale di Palazzo degli Elefanti, uno dei luoghi più presidiati della città. Eppure, nonostante la presenza di vigili urbani, carabinieri, polizia e esercito, qualcuno è riuscito a scardinare l'ingresso dell'ex edicola per arraffare il denaro. Poco, come detto. È stato rotto con una violenta effrazione questo elemento, come se fosse una gioielleria che contiene preziosi. Noi siamo un infopoint di guide turistiche, ci sentiamo feriti nel profondo come categoria professionale. Noi regaliamo mappe. Non è una gioielleria, ma è stata presa di mira 3 volte in meno di un anno, segno evidente che qualcosa dal punto di vista della sicurezza non funziona. Siamo arrivati, abbiamo avuto questa bella sorpresa. Noi qui dentro ci lavoriamo, cerchiamo di dare il maggior possibile aiuto e servizio a tutti i turisti che vengono qua a Catania. Siamo nel cuore della città, quello che è la zona più vista, più visitata, più abitata, più di tutte, e questo è quello che succede purtroppo. Veramente è una cosa indicibile, non sappiamo più cosa fare. Io ho mandato anche un messaggio privato al sindaco affinché sappia di questo terzo danno che abbiamo subito. Esiguo il bottino. La speranza è che almeno le telecamere dei sistemi di videosorveglianza in Piazza Duomo riescano a fornire elementi utili alle indagini. Un uomo di 48 anni, Carlo Messina, è morto a Catania in un incidente stradale in viale Mario Rapisardia a ridosso di Piazza Santa Maria di Gesù. Era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. I sanitari del 118 hanno provato a salvarlo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Con lui sulla motocicletta una donna che è stata trasportata d'urgenza nel vicino ospedale Garibaldi Centro, dove è finito pure il conducente dell'auto scontratasi con la moto e che sembra abbia fatto un'inversione di marcia nonostante, come vedete, la doppia striscia continua. Le condizioni di entrambi non sono gravi. È morto a 93 anni a Palermo l'ex ministro Aristide Gunnella, leader del Partito Repubblicano in Sicilia per oltre 20 anni. Nato a Mazzara del Vallo, dirigente d'azienda, era stato eletto per la prima volta alla Camera nelle liste del PRI guidato da La Malfa nel 1968 e riconfermato nelle successive legislature fino al 92.
Catania ha inaugurata la nuova pista ciclabile in via Domenico Tempio. Oltre 200 ciclisti hanno provato il nuovo tracciato e in testa c'era il vice sindaco, la Greca, Tonino De Mana. Si è fatta attendere per mesi, è stata al centro di interrogazioni e polemiche, ma l'Epifania, che tutte le feste porta via, regala a Catania la nuova pista ciclabile realizzata sulle vie Colombo e Tempio. Per l'occasione raduno di buon mattino in Piazza Duomo, tra i primi ad arrivare il vice sindaco La Greca e l'assessore Petralia. Finalmente è realtà e finalmente il centro storico di Catania è collegato alla sua playa con un percorso ciclopedonale che darà l'opportunità a chiunque voglia utilizzare un mezzo alternativo alla macchina, sia la bicicletta, sia un monopattino, sia a piedi, per poter raggiungere comodamente la playa. Una pista ciclopedonale che rappresenta una grande soluzione dal punto di vista della mobilità. Passeggiata cicloturistica fino al boschetto della playa e ritorno. Questo è il passaggio a Faro Biscari, volti sorridenti, saluti e cenni d'intesa. Diciamo che dà un'opportunità a chi viene dalla parte del mare a entrare in città senza problemi con la bicicletta. Dovremmo posteggiare la macchina e andare in bici. Certo, qua ci sono gli attraversamenti di cui non se ne può fare a meno. È un po' pericolosa perché sembra un percorso a ostacoli con gincane a destra e a sinistra. Vabbè, ma bisogna fare attenzione, rispettare il semaforo. Qualcuno riscontra anche delle criticità. Con tutte queste ondulazioni del terreno è molto simpatica e ci si diverte. L'unico problema è un po' respirare lo smog. Io noto due criticità: il fatto che l'autorità portuale cederà 10 metri lungo tutta la via Domenico Tempio e quindi forse si poteva pensare un'alternativa come sede, e l'attraversamento alla zona qua del Tondicello del Faro Biscari, che chiaramente creerà degli intasamenti inevitabilmente durante l'estate. Oltre 200 i partecipanti, tra loro una delegazione di poliziotti e vigili urbani a testare e battezzare la nuova pista ciclabile. E passiamo ad altro. Grande tensione nella prepartita tra Licata e San Cataldese di Serie D. All'esterno dello stadio le tifoserie si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche le forze di polizia. 4 agenti e un carabiniere feriti. Davide Sardo. Caos e violenza, è questa la scena che si è presentata ieri pomeriggio all'esterno dello stadio comunale Dino Liotta di Licata. Le tifoserie di Licata e San Cataldese, squadre del campionato di Serie D, note per la loro accesa rivalità, si sono affrontate con un lancio di sassi che ha ben presto coinvolto le forze dell'ordine. A rendere la situazione ancora più grave è stato il lancio di alcune bombe Molotov contro gli agenti impegnati nel garantire l'ordine pubblico lungo Corso Argentina poco prima del calcio d'inizio. Durante gli scontri un funzionario della polizia è stato ferito alla testa mentre cercava di contenere i disordini. Altri 3 agenti ed un carabiniere hanno riportato lievi ferite. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, la tensione è rimasta alta. Durante l'intervallo della partita è stato necessario schierare un cordone di polizia in assetto antisommossa nel settore ospite dello stadio per prevenire ulteriori episodi di violenza. Le autorità stanno indagando per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Si prevede l'adozione di provvedimenti disciplinari e misure più severe per chi sarà ritenuto colpevole. Un detenuto del carcere Uccerdone a Palermo ha aggredito alle spalle un agente con un violento colpo al collo, facendolo cadere per terra. La denuncia è del segretario nazionale di uno dei sindacati degli agenti di custodia. Impennata per i rincari. Appena arrivato il 2025 fa subito salire i prezzi. Nessun settore escluso. Tra i più alti il caffè e il burro. Ma anche l'olio d'oliva rischia di diventare un bene di lusso. Aumenti per luce e gas. Orazio Longo. Dai pedaggi all'energia elettrica al gas fino alla spesa alimentare, il timore per i rincari è già partito. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, il 2025 appena iniziato porterà in media un aggravio dei costi di 912 euro annui a famiglia. Dalla batosta non è escluso nessun settore, a partire dalla colazione per esempio. Lo zucchero, a dire il vero, è l'unico bene della tavola che non subirà rincari, ma il caffè, secondo Qui Finanza, la qualità robusta ha già registrato un aumento dell'83%, l'arabica del 48%, assieme al burro aumentato
aumentato del 48% in 3 anni, secondo Assautenti, e ora a 8 euro al chilo. Al cacao più 50% nel 2024 e alle nocciole sono tra i prodotti in lizza impennata. Le previsioni per il 2025 tra inflazioni, condizioni meteorologiche avverse e stagnazione dei mercati non sono promettenti. I rincari sono previsti per i pedaggi più un 8%, mentre gli autotrasportatori rischiano di pagare un conto più salato a causa dell'aumento delle accise sul diesel. Sul fronte luce, secondo ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, è previsto un rincaro del 18% della bolletta della luce per la fascia dei cosiddetti clienti tipo, mentre sono in aumento le quotazioni all'ingrosso del gas. Anche le tariffe RC Auto continuano a crescere. La siccità che ha colpito il sud inciderà negativamente sui prezzi dell'olio d'oliva, ma sono in aumento anche i costi del latte, dei formaggi, della carne e dei cereali. E a proposito di siccità, in Sicilia è già crisi dell'agricoltura, si riducono i campi coltivati, i raccolti sono inferiori al consueto e la siccità compromette anche il settore degli agrumi. Le arance sono più piccole, pagate a prezzo ridotto. Veronica Barbarino. La siccità in Sicilia raccoglie i suoi frutti. Le superfici coltivabili e i raccolti sono sempre meno e a pagarne maggiormente le conseguenze sono gli agrumi. Questi frutti necessitano di molta acqua per crescere, pertanto arance e limoni risultano più piccoli rispetto agli anni passati. La qualità e il gusto è sempre lo stesso, restano comunque prodotti di eccellenza, ma nel mercato vengono valutati meno perché ritenuti poco appetibili alla vista. Ne consegue un impatto disastroso per le imprese agroalimentari. In Sicilia è concentrato il 60% della produzione degli agrumi in Italia e in questi anni si parla di un calo delle superfici coltivate di oltre il 20% secondo i dati ISMEA. Il problema è distribuito in maniera piuttosto omogenea, con alcune situazioni più critiche, come per esempio nella piana di Catania, l'area siciliana di coltivazione più vasta, e la zona di Agrigento, in cui la siccità ha avuto conseguenze particolarmente acute. Nel contempo è aumentata la concorrenza dovuta all'importazione e all'acquisto di agrumi provenienti da altri paesi. L'anno scorso sono state importate quasi 200.000 tonnellate di arance, un terzo delle quali dalla Spagna. Il cambiamento climatico quanto alla gestione delle risorse idriche nel 2025 fa più paura di quello dell'anno scorso e le associazioni di categoria richiedono di affrontare questa emergenza con una visione di lungo termine che integri interventi immediati con strategie di adattamento e mitigazione. 6 gennaio, immancabile la parata di Befane in via Etnea a Catania. Le vecchiette con la scopa hanno portato caramelle e dolcetti a tutti i bambini che le hanno salutate in centro. Tantissime le famiglie che hanno partecipato alla classica festa di oggi. Desiree Ferlito. A Catania la Befana viene di giorno per portare via tutte le feste appena trascorse. Le iconiche vecchiette in scopa hanno attraversato la via Etnea cariche di dolci per tutti i bimbi, accompagnate da musica, acrobati e artisti di strada. Siamo pronti a portarvi tanto carbone se siete stati monelli o caramelle. Siete stati bravi, dipende. Noi lo sappiamo cosa avete fatto. Attempate, notoriamente non belle, si distinguono per arguzia, un po' di cattiveria e poteri magici. Ai bimbi a volte fanno un po' paura, ma tutti li aspettano per avere in dono dolci e fare un bilancio della loro condotta. Caramelle e cioccolatini. E carbone? No. A te carbone? No. Niente carbone? No. E quindi sei stato bravo? Sì. E carbone? Niente. Quindi sei stato bravissimo? Sì. La Befana ha già fatto la calza e ha chiuso la calza e si è dimenticato il carbone, quindi non l'ha messo perché già ha chiuso la calza. Quindi tu te lo meritavi un po' di carbone forse? Sì. Carbone? Quello dei bimbi monelli te l'ha portato? No, quello zuccherato. E quindi sei stato bravo? Sì. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Gammazita e realizzato con il contributo del Comune di Catania nell'ambito delle iniziative natalizie promosse dall'Assessorato alla Cultura. Tantissime le famiglie che hanno affollato la via Etnea, approfittandone per trascorrere l'ultima giornata delle feste prima del rientro a scuola previsto già per domani con i loro bambini. A Fiumefreddo invece le Befane hanno preso il treno, arrivate cariche di dolcetti per tutti i bimbi che le attendevano festanti alla stazione. Deliziose le Befane, è il momento di fare la nostra pausa, tra poco la delusione per il calcio di Catania e Messina e la felicità invece della Meta che ha trionfato in Supercoppa. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con
Con il calcio il Catania si fa rimontare nel giro di 2 minuti e perde in casa del Benevento. Etnei sempre più lontani dalla vetta, con la dirigenza che sul mercato deve trovare le soluzioni. Marco Carli. I 2 minuti che decidono la partita del Vigorito, il 2-2 di Lanini subentrato e ancora decisivo e il 3-2 finale di Simonetti dopo una respinta corta di Farroni raccontano non solo la partita ma la stagione del Catania. Un'altra occasione, squadra in vantaggio con merito in casa della capolista e poi in 120 secondi ribaltone, fra errori e cambi infruttuosi. I cambi loro hanno determinato, i nostri cambi non hanno determinato come di solito. Questo bisogna fare mea culpa, perché noi abbiamo un organico che a prescindere chi gioca dall'inizio, chi subentra deve dare il suo apporto. Peccato, si diceva, perché i rossazzurri hanno coltivato e anche con merito la possibilità di cambiare la stagione, perché una vittoria al Vigorito avrebbe avuto questo significato. Dopo il vantaggio sannita con la Mesta, anche in questo caso chiare le amnesie rossazzurre, il Catania si è rifatto sotto con il solito inglese al suo 11° gol stagionale e in avvio di secondo tempo con il gran gol di Jimenez, una vera perla con relativa esultanza davanti agli 853 tifosi rossazzurri arrivati in Campania. La squadra di Toscano controlla, ma poi arriva il momento dei cambi. Escono Stoppa e dopo un affaticamento muscolare anche Jimenez. Nel Benevento entrano Lanini, Pinato e Acampora. Nel Catania fra gli altri D'Andrea, Di Tacchio e Verna. Bisogna fare delle riflessioni importanti, perché bisogna cambiare registro, perché non è possibile una partita così in controllo e meritatamente in vantaggio buttarla via così. La classifica riflette il valore attuale? La domanda è se il mercato di riparazione, che proprio a questo deve servire, potrà cambiare il futuro, che ora più che mai deve fare rima con programmazione. Scontro diretto in chiave play-off oggi per il Trapani a Picerno. Crisi senza ritorno per il Messina, sconfitto ieri dal Cerignola. Sergio Colosi. Con le 3 novità di mercato, il Trapani si presenta oggi a Picerno nello scontro diretto per i play-off. Parte dall'inizio l'ex centrocampista del Cesena, Reich, mentre Piovanello e Toscano sono destinati alla panchina, pronti a mettere minuti nelle gambe. Trapani e Picerno in classifica hanno gli stessi punti, 28, ma prima della sosta hanno vissuto periodi differenti. Di rilancio i Granata dopo l'arrivo di Capuano, in fase calante i Lucani. Il tecnico campano si affida al 3-5-2 con Lescano e Falli in attacco. Il mercato regalerà altri colpi. Antonini e Pavone lavorano per un Trapani che possa recitare un ruolo importante nei play-off, ma per farlo serve la migliore posizione possibile e questa gara assume un coefficiente alto di importanza. Sesta sconfitta nelle ultime 7 partite per il Messina, superato al Francoscoglio dal Cerignola con un 3-1 comodo per gli uomini di Raffaele. Il momentaneo pareggio di Enatriello è stato l'unico segnale di vita di una squadra vuota di idee nella costruzione del gioco, fino a diventare imbarazzante in fase di non possesso. Il futuro potrebbe essere ancora più triste. Per mezza squadra quella col Cerignola è stata l'ultima recita in maglia giallorossa. Ci si interroga se la nuova proprietà sia in grado di costruire un futuro dignitoso oppure insieme a Sciotta accompagnerà il Messina al ritorno in Serie D. La Meta Catania fa il double, dopo lo scudetto porta a casa la Supercoppa italiana nella finale giocata davanti al proprio pubblico. Napoli annichilito, 8-2 il finale. Marco Carri. Un'altra vittoria, un'altra impresa davanti al pubblico estasiato del Pala Catania. La Meta vince, anzi domina la finale di Supercoppa con Napoli, un 8-2 che idealmente si collega al 2024 meraviglioso vissuto dai rossazzurri e incastona una nuova perla in un progetto vincente fatto di programmazione meticolosa. Sicuramente è un messaggio, ma abbiamo dimostrato che mantenendo il gruppo e con questo allenatore credo che abbiamo ancora più consapevolezza delle nostre forze. Poi il messaggio arriverà ad aprile-maggio con i playoff, sarà un campionato a parte, lo sappiamo tutti. Oggi abbiamo fatto bene a fare queste scelte, io sono felice e mi godo questa vittoria qua. Applausi alla società dunque, ovviamente alla squadra e all'allenatore che in campo disegnano perfezione. Il capitano Musumeci, ma anche Boccao, Turmena, Gianluca, ne citiamo alcuni ma sono tutti protagonisti. L'avversario è forte ma la Meta lo annichilisce con un 5-1 nel primo tempo per poi andare oltre nella ripresa 7-1, curiosamente lo stesso
stesso risultato con cui gli Etnei avevano battuto Lecco in semifinale in una Supercoppa autenticamente stravinta. La finale si conclude invece 8-2, poco cambia, mentre si arricchisce la storia di un club serio che sta facendo la differenza conquistando il pubblico con l'attenzione necessaria per la gestione di una società sportiva, tutti meriti importanti che Scudetto e Supercoppa certificano una volta di più. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è come al solito per le 20, buon pomeriggio e buona festa dell'Epifania.